sbagliato, vai giù. Bello. E waiu! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi è uno dei video più inaspettati ma al tempo stesso belli che vedrete sul mio canale. Ho deciso di mettermi alla prova, di lottare contro quelle che sono le mie insicurezze e le mie paure sul rettangolo verde di gioco e quindi oggi sono qui a raccontarvi in prima persona questa mia nuovissima esperienza. E non sapete voglio quanto mi fa piacere condividere con voi tutto questo, che mi volete bene e mi supportate dal giorno zero. Come avete visto dal titolo e dalla miniatura, sono in prova con una squadra di seconda categoria, quindi una squadra dilettantistica, l'Atletico Cercola. Tra l'altro squadra del mio paese e qui già il brividino dietro la schiena viene perché è una bella storia già questa da raccontare. Voglio e già questo per me veramente rappresenta un piccolo grande traguardo. Innanzitutto voglio l'Atletico Cercola è una squadra composta da amici e quest'anno come vedete dalla classifica si è salvata in seconda categoria, quindi da qui fino alla fine del campionato mancano pochissime giornate, si divertiranno insomma, un po' quello che voglio fare io, è il mio mood, voglio divertirmi, però come vi dicevo prima voglio mettermi anche alla prova, finalmente. Parto subito col dirvi voglio che so benissimo quali sono i miei limiti in mezzo al campo, lo avete visto dai vari video. Infatti nasce un po' tutto per gioco, ma anche per mia volontà, perché voglio prepararmi bene ai prossimi eventi, ai prossimi impegni con Napoli YouTube, come per esempio la Super League, la YouTuber League, tutti gli eventi che conoscete bene. Adesso quindi vado nello spogliatoio, vado a salutare tutta la squadra, poi dal mister perché chiaramente mi deve allenare lui e deve vedere il mio livello e non mi nascondo che sto un po' in ansia. Quindi dai, forza e waiu! Tanto ragazzi, lui è Antonio, tra l'altro è da lui che è nata quest'idea di venire all'Atletico Cercola e io ho subito sposato la causa alla grande. Conosciamo Giovanni ragazzi, che dire, fa tutto lui, ce lo sappiamo. No, ma a parte mi sto già un po' divertendo, sono entrato già nel mood, stasera vi faccio conoscere tutti gli altri ragazzi e soprattutto mi allenerò, che è la cosa importante. Sei grande Gio. Dai, Quagli siamo pronti, spogliatoio, eccolo qua, entro, vediamo un po' chi ci sta, ho visto già che è arrivato il mister e il presidente, da lontano l'ho visto. Ragazzi, buonasera. Ciao Giovanni. Ciao. Mister, ciao. Ciao. Presidente, ma figlio no. Mister, stasera provino. Siete nostri? Sì, provino. Siete nostri, cominciamo? Sì, provinatemi. Speriamo bene che non faccio brutta figura. Dipende da te, Giovanni. Il mio livello lo conosco già. Lo vediamo anche noi, considerando questi qua non è che... Vabbè, però saranno un po' più allenati di me. Allenati sicuramente, dai, Ok, vediamo. penso che ci possiamo divertire. Dai. E mi spoglio e poi andiamo in campo. Poi io mi sono cambiato, il campo alle nostre spalle, il campo della Migri, non so se conoscete l'impianto sportivo, molto bello. Adesso entro in campo, faccio segno alla luce, speriamo bene. In teoria sono il primo ad entrare in campo, quindi questo vi fa capire proprio la tensione e l'ansia che ho stasera. Entro? No. Allora la temperatura è quella buona, diciamo per stemperare l'ansia. Però se vedete bene da lontano, lasciate stare che mi conoscete già, però da lontano, calzamaglia, calzini antiscivolo, scarpe alla Griezmann, che è il tennis, non beccata, maglietta termica, cioè da lontano, non parlo un calciatore, capello alla Icardi, da lontano però, solo da lontano. Che il problema è quando io Io non abituato a niente di tutto ciò. Però è bello, voglio, cioè proprio le emozioni, le sensazioni dello spogliatoio, il gruppo. Beh che noi del Napoli YouTube, diciamo già ce l'abbiamo un gruppo del genere, però non sono abituato a fare delle trasferte, a fare delle partite, oddio sì, la YouTuber League, però a fare le partite di seconda categoria mi mancava questa cosa. Poi vediamo che ne esce. Allora, ragazzi, spero avete passato buone feste, avete mangiato soprattutto sicuramente. Oggi c'è anche Giovanni che viene a sostenere questo provino, vediamo un po' cosa può far parte della nostra. Conoscendovi, secondo me ci sono buone probabilità, però lo testiamo, vediamo un po'. Per quanto riguarda noi, ovviamente, come abbiamo detto martedì scorso, abbiamo queste 3 partite fino alla fine del campionato, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, però cerchiamo, penso che la soddisfazione migliore è quella di raggiungere il massimo possibile, quindi pensiamo alla partita,
pensiamo a quello che dobbiamo fare, prepariamoci per domenica. Ricordo domenica alle 2, penso che c'è disponibilità da parte di tutti, quindi massimo impegno già da oggi nell'allenamento, massimo impegno giovedì e ci andiamo a prendere questi 3 punti domenica, va bene? Dai. Per il momento un 6-7 a lunghi, già sono in terra, però devo mantenere per forza. Ma adesso un altro allenamento, non ho capito. I gialli con i palloni di là e noi senza casacche di qua, vediamo. Allora parte un giallo, calcia verso il blu, 1 contro 1, che riconquista palla finisce. Poi dopo facciamo 2 contro 2, 3 contro 3 e andiamo a finire 6 contro 6. Claro, andiamo? Sì, cambia. Ma ci ballato, vai giù. Vedo il controllo. Deve cambiare se... Aspettalo sul movimento. Ok, allora i primi 2 gialli contro i primi 2 blu. 2 contro 2. Lasciano i blu. E dopo cambiamo. Già. La coppia che scoppia, io e Mirko all'attacco. Allora, 2 buoni gol. I 2. Andare sul gioco. Cambiate. Che compagni. Bravi. Perché sono morti. Bravi. Prima palla recuperata, calma. Non perdiamo intensità. Andiamo. Primi 3 contro primi 3. Quest'altra secondo me non è andata male perché l'abbiamo costretti all'errore. Prendi dietro. Dove vedi? Bravo. Giocatore, andatevi là, recuperate 6 contro 6. Dai, facciamo gol. Sei contro 6 è tosta, che poi si sale sempre più di intensità e il fiato tende sempre di più a mancare, che quella è la cosa per la quale mi sto allenando soprattutto. Fine secondo allenamento, dopo gli allunghi abbiamo fatto 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, 4, fino a 6 contro 6. Mo penso altro esercizio, ci bagniamo prima un attimo e poi ripartiamo. E dopo aver effettuato gran parte dell'allenamento arriva il momento più atteso del provino. Partita finale 8 contro 8 sotto gli occhi del mister e del presidente. È tutto pronto per l'inizio di questo match tra Atletico Cercola in casacca. Ripartono subito gli uomini in verde. La palla è girata verso lato di destra, D'Ambrosio la gioca verso un compagno, cross verso il centro, Capitan Castiello tutto solo in acrobazia, rete magnifica che vale l'1-0 e dunque si porta subito in vantaggio la squadra in verde. Ancora loro in possesso palla, la palla è girata verso il compagno al centro, tutto solo, il tiro dalla distanza che vale il 2-0, gol da parte di Incarnato. Mister Russo la gioca verso Super Allan, la palla è verso Antonio Giusto,
cross verso il centro, ma riesce a intervenire qui Orso. E allora il capitano la gira verso il compagno, ma riesce a intervenire la difesa. La palla è giocata sulla destra, attenzione, la palla è verso Super Allan. Assist di Raffaele Franco e prima rete da parte di Super Allan. Dunque il risultato che si porta sul 2-1, calcio d'angolo sul punto di battuta Orso. Cross sul primo palo, attenzione l'acrobazia che però questa volta non c'entra lo specchio della porta. E allora giusto, prova a girarla Orso, la palla è verso D'Ambrosio. Gol magnifico qui da parte di D'Ambrosio. Così cambia, ci ha fatto un gol e metti sempre chi. Allora cross verso Super Allan che tutto solo si divora la seconda rete personale. E questo gol lo metteva dentro sicuramente anche mio nonno in carrozzina. Cross verso il centro, attenzione, Super Allan! Doppietta personale e il risultato che si porta sul 3-2. Ripartono gli uomini in verde con D'Ambrosio. La palla è girata verso Barone, il tiro di Barone! E rete che vale il 4-2. Pizzo oggi ha meno voglia di tuffarsi di me quando la mattina non voglio alzarmi dal letto per andare al lavoro. Attenzione, giusto, la gioca verso Super Allan che trova la tripletta personale e il risultato che si porta sul 4-3. Prova a ripartire dalla difesa la squadra in casacca e allora ancora D'Ambrosio. Prova a girarla, prova a intervenire qui Mirko F ma non riesce. Palla di ritorno verso D'Ambrosio, tiro dalla distanza e seconda rete personale, altra rete magnifica da parte del centrocampista dell'Atletico Cercola in verde. Gol stupendo questa volta. La gioca lì dietro verso un compagno. Cross verso il centro. Attenzione, Barone tutto solo. D'Ambrosio, D'Ambrosio! Tripletta personale da parte di D'Ambrosio. E rete che vale il 6-3. Aiu finisce qua la partita finale 5-3, tripletta mia, però mi sono mangiato un gol a porta vuota con la testa. Però secondo me ci sta, dai. No, bene, bene. Io pensavo fosse più un terzino come si è presentato. Secondo me esterno come quinto di fascia può fare bene. C'ha buoni tempi di inserimento. Dobbiamo migliorare un po' sulla coordinazione, ci lavoreremo, però ci può interessare, dai. È un buon profilo, ci può stare in questa squadra sicuramente. Sì, sicuramente. A parte che lui è il nostro cittadino, quindi la merita questa chance. E poi comunque si è mosso bene stasera, quindi farà parte della prima squadra. tripletta che faccio sul web. Perciò farà parte della squadra per queste ultime 3 partite. È un grande, è un bravissimo ragazzo e sicuramente si divertirà con noi. Un in bocca al lupo a lui. Giovanni, a parte che è un bravo ragazzo, e noi abbiamo puntato proprio questo, l'Atletico Cercola, a creare un gruppo al di là del livello agonistico, ma a creare un gruppo tutti bravi ragazzi, così possiamo divertirci insieme. Speriamo di creare qualcosa di buono insieme, dai. Aiu, doccia fatta, è stata una bella esperienza, partiamo da questo presupposto, mi sono tanto divertito, è stata la mia prima tripletta, mi sono mangiato un gol, penso a porta vuota, sì, di testa, ma è stato il mio primo tiro di partite ufficiali che facevo sul web, tra virgolette ufficiale, prendo la palla di testa, non l'ho mai colpito di capo. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti secondo voi come ho giocato, come mi avete visto sia dietro terzino destro che un po' più avanzato quando Mirko si è messo al posto mio e il mister è stato contento, i gol li ho fatti, il presidente pure è stato contento. Adesso incrociamo le dita e speriamo che possa succedere qualcosa di importante. Quindi seguitemi su Instagram e seguite anche l'Atletico Cercola su Instagram, vi lascio tutte le info qui in descrizione perché ne potremo vedere delle belle. Aiù, ho ricevuto un messaggio da parte della società. Sta succedendo tutto così all'improvviso che non sto capendo niente, però adesso vi spiego un attimo con calma. In pratica il presidente dell'Atletico Cercola mi ha mandato un messaggio scrivendomi di andare al campo perché devono parlarmi. E vi dico la verità, ci sono un mix di emozioni e sensazioni in questo momento indescrivibile. C'ho l'ansia, prima di tutto, e non so cosa aspettarmi. Io sono appena arrivato al campo, qui al Migri, sta il presidente dell'Atletico Cercola. Mi ha detto di venire al campo perché mi dovevi dire qualche cosa. Spero qualcosa di positivo. Sì, Giovanni, abbiamo notizie positive. Martedì ci è piaciuta la prova che hai fatto anche qualche gol durante l'allenamento. Sei un ragazzo serio e quindi sappiamo che ci potete dare una mano per questo finale di stagione. Quindi siamo felici di averti in squadra. Quindi sei stato preso, praticamente. È normale, perché abbiamo portato anche un po' di materiale sia per le partite che per gli allenamenti. Wow, fighissimo, cioè le cose che ho sempre sognato oggi e praticamente. Poi dopo c'è la maglia. Pure, Maron, che numero? Il 4. Il 4, il 4. C'è la squadra qua che intanto mi applaude.
il capitano. Grazie Wagyu, bello, sarà un piacere darvi una mano per il finale di stagione, poi vediamo l'anno prossimo cosa succede. Bello, bello, bello. Mo vado subito a mettere, c'è il secondo allenamento. Wagyu, non so che impressioni ho dato, ma secondo me si è imballato nelle clip di prima, perché cioè, non me l'aspettavo, capì? È stato tutto un susseguirsi di emozioni e di momenti belli. Tra l'altro adesso già ho la loro maglia addosso, cioè la nostra maglia addosso, l'Atletico Cercola, con anche questo pantalone qua, ho tutto il materiale tecnico qui nella busta e poi piano piano vi farò vedere anche sui social e sono emozionato da fare un altro allenamento, non vedo l'ora. Che poi Wagyu, vi dico questo piccolo segreto, cioè ho sempre amato vedere queste cose alle altre squadre perché sai, proprio ti identificano in una squadra, in un contesto, in un gruppo, in una società, capito? Tutto il materiale tecnico, pantaloncini, giubbotti, felpe, tute. Bellissimo. Wagyu, adesso vi lascio, vado in campo come vi dicevo, le sorprese spero non finiranno qui, quindi io vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale per questa nuova mia avventura e noi ci vediamo in un prossimo video. E Wagyu, ciao!